Francesco Hayez è l'esponente più importante del romanticismo in Italia. Di formazione classica, avendo studiato anche con Canova, si fece influenzare dallo spirito romantico del XVIII secolo. Diventò titolare della cattedra di pittura all'Accademia di Brera nel 1850. Ebbe contatti con Manzoni, Pellico, Cattaneo e altri personaggi illustri dell'epoca e condividendo con questi alcuni ideali. Oltre che autore di splendidi ritratti, è conosciuto nel mondo per aver dipinto il Bacio, considerato il manifesto dell'arte romantica in Italia. La scena ritrae due amanti in atteggiamento intimo, l'ambientazione sembra medievale per via degli abiti che indossano. La scenografia è essenziale ma fortemente evocativa anche per via dei colori dei vestiti che alludono esplicitamente alla celebrazione dell'alleanza tra Francia e Italia, con i colori della bandiera italiana e di quella francese. Il quadro, infatti, venne presentato al pubblico nel settembre del 1859, poche settimane dopo la fuga degli austriaci e il trionfale ingresso di Vittorio Emanuele II e del suo alleato Napoleone III. C'è un forte sentimento di patriottismo che traspare dall'opera. L'uomo trattiene tenacemente tra le mani il viso dell'amata, lei si abbandona dolcemente. La scena, apparentemente idilliaca, nasconde però un risvolto preoccupante. La gamba dell'uomo è protesa in avanti, in un atteggiamento per niente rilassato. Un pugnale che compare sulla coscia e l'abbigliamento fanno pensare che egli stia per allontanarsi per una missione militare. L'abbraccio e il saluto sono dunque carichi di tensione più che di pulsante sensualità. A turbare la scena, inoltre, c'è un'ombra sulle scale. Forse qualcuno spia gli innamorati tramando un agguato nei confronti dell'uomo, o si tratta soltanto della silhouette di una domestica? Hayez realizzò un'altra versione del Bacio e in questa la figura misteriosa è chiaramente delineata. Si tratta probabilmente di una donna, forse proprio di una domestica. La scenografia dell'opera è scarna, alle spalle della coppia c'è un muro, alla loro sinistra dei gradini che, con la loro prospettiva, costringono l'osservatore a concentrarsi sui due amanti. Il Bacio è una delle opere dell'arte italiana più conosciute e riprodotta al mondo. Oggi è possibile ammirarla alla Pinacoteca di Brera a Milano.